Ciao ragazzi, allora questa è la seconda lezione di programmare come giocare a calcio. Ok, vi ricordate nella prima lezione che abbiamo dato proprio un'impronta iniziale, dobbiamo cercare di capire a cosa siamo di andare incontro. Adesso entriamo nel cicin, nel succo della questione. Ecco, prima di iniziare serve una cosa che devi scaricarvi da internet, il Node.js si chiama. Andiamo in cerca di questo Node.js e gli altri dicono ma cosa ci devo farmi installare? Vale, tranquilli, è super sicuro. Adesso qua Yuri ti dice avuto quella raccomandata la 18.12, avuto la versione ultima che possa essere piena di rogne. Scegliamo la ultima perché se abbiamo da affrontare le rogne è meglio affrontarle subito, ok? Quindi cliccate su questa qua, tire su, aggiornate, scaricate, installate, fate tutto quello che vi dice senza nessun problema. Cosa c'è il Node.js? Siccome dovremmo fare una partita di calcio, fermo che il Node.js è a federazione, ok? È quell'organismo che ne permette di fare tutta una serie di cose. Boh, potete mettere in pausa sto video e intanto vi installate Node.js come avevo appena detto. Se vediamo fra poco. Ecco, mi immagino che avevi installato Node.js, ancora non sappiamo cosa che è, non sappiamo cosa che ha fatto, non ci interessa. Proviamo a tornare a dove eravamo rimasti l'altra volta. Facciamo start cmd, ecco qua command, è la nostra console di Windows dove siamo bravi, siamo esperti e facciamo le nostre robe facilmente e andiamo dentro csvil che era il nostro ambiente di sviluppo. Se facciamo dir non c'è completamente niente per vedere se abbiamo dei progetti, non abbiamo ancora nessun progetto fatto, però se ricordiamo basta scrivere code spazio punto vuol dire aprimi Visual Basic Code punto vuol dire in questa cartella e ora si è aperto Visual Studio Code che abbiamo detto che è il nostro impianto sportivo, quello super figo e gratuito soprattutto. Qua potremo giocare la nostra partita del patronato, potremo fare campionato italiano, Coppa UEFA, Coppa del Mondo, Coppa dei Campioni, gli europei, qualsiasi tipo di partita che vogliamo fare, dai a più stupida, più semplice, a più complessa in assoluto. E con che linguaggio c'è che potremo sviluppare qua dentro? Potremo sviluppare in Java, in Python, in C++, in React, che è quello che vedremo oggi, e in tutti i linguaggi di programmazione. Quindi questo Visual Studio Code non è altro che un blocco note, vi ricordate se scrivevamo note, ecco qua, è il nostro blocco note di Windows, però molto più interessante, più potente. Allora cosa abbiamo detto? Che a parte sinistra che avevamo il nostro tabellone delle partite, che non è altro che un gestore dei file, che è equivalente a voler fare questa cosa qua in sostanza, ecco. Cioè se noi siamo dentro C, dentro svil, plaf e via dicendo, e qua che è una cartella vuota, è la stessa roba che stare su Windows e stare dentro questo percorso csvil, e qua dentro se mi crea un file, ok, potremmo fare anche una prova, ciccio.txt e voilà, si crea un ciccio.txt. se facciamo un altro file pluto.txt, quello che è come sono qua dove txt, vedi che si crea anche qua. Quindi lavorare qua dentro o lavorare qua dentro è esattamente la stessa cosa. Potremmo copiare, incollare, tagliare, fare tutto quello che ne interessa. Quindi io posso mettermi qua, fare tasto destro nuovo file, paperino.jpg, può essere un'immagine, vedete, posso fare tasto destro cancella, rimuovi, posso fare canc da tastiera, posso creare una nuova cartella di prova, e sotto cartella di prova posso fare nuovo file pluto.txt, chiudo e apro la cartella. Insomma abbiamo capito dai che è semplice. Adesso elimino tutto perché tanto non dobbiamo fare chissà cosa. È un nostro file system banalissimo. Dentro qua giochiamo a calcio, facciamo le nostre partite che abbiamo detto, mentre in questa parte sotto, cosa c'è questa parte sotto? Beh, intanto come c'è che fa a venire fuori? Allora, o mi metto sotto qua, vedi che viene fuori doppie frecce e tiro su, eccola lì, oppure faccio CTRL O accentata da tastiera e mi viene fuori tra le varie cose qua anche il terminale, che non è altro che questo qua.
quello di Windows che abbiamo detto, no? Cisvir, vedi? Stessa cosa identica. Quindi se vi faccio dir qua, posso far dir anche qua. E non mi mostra niente perché non ho niente là dentro. Fantastico. E vabbè, e cosa faccio mica sto terminal? Qua adesso viene fuori il succo della questione. Avevamo il nostro impianto sportivo, figo, pieno di robe. Avevamo la possibilità di farsi il nostro tabellone, di giocare partite, e fra poco che avremo anche l'allenatore. Adesso ne serve il presidente. Chi è il presidente? E ora cerchiamo di capire chi è il presidente. Sappiamo che è la squadra, Juventus per esempio, con dei giocatori, questi sono i nostri dati che corre avanti in drio al campo, ok? Immaginiamo che sia i dati. E dopo che avevamo l'allenatore Allegri, che forse non si neanche più l'allenatore della Juve in questo momento preciso del corso, però dai, insomma, se sta con l'allenatore della Juve, è quello che conosce tutte le regole per giocare a calcio e che spiega i dati in sostanza, ecco, è quello che dice i dati, come muoversi, con quali logiche muoversi. E il presidente è Andrea Agnelli. Chi è il presidente? È quello che guy skate, ok? È quello che finanzia tutto quanto, che paga le magliette, che paga le scarpe, il ballon, che paga l'allenatore, che paga i tifosi, che paga le pubblicità, che fa tutto quanto quello che ha a fare, calcio al mercato, via dicendo. Quindi a noi interessa parlare col presidente, soprattutto se è gratis, perché tutto quello che domanderemo io lo darà gratis. Quindi grazie Andrea Agnelli in questo caso. Ecco, non è che potremmo domandare così e robe, bisogna che voi una sua delicatezza nel farlo, quindi vediamo come chiede che robe ad Andrea Agnelli. Qua in gioco a federazione, che è il Node.js, giusto? Che abbiamo appena installato. La federazione dice sì, gli altri potete avere un presidente, e come se che si chiama il nostro presidente? Guarda, si chiama NPM. Gli altri ogni volta che dovevamo parlare con il nostro presidente e soprattutto domandare skate e domandare roba, basta solo che scrivemo NPM. Se fosse quello della Juve diciamo Agnelli, se fosse quello del Milan Scaroni, o chiamiamo, quindi facciamo NPM spazio, qua possiamo io chiamarlo, e cosa è che voglio skate. Ecco, ovviamente non potremmo scrivere voglio skate, potremmo però fare le nostre richieste. Ecco, la prima roba che chiedemo tanto faccio CLS così pulisco l'ambiente della mia console, la prima roba che voglio è un allenatore, perché se è vero che sono tosato, che voglio solo giocare, però una volta che ho l'impianto sportivo posso fare tutti i campionati del mondo, visto che è gratis, chiedo al mio presidente, mi ha detto un allenatore. Allora, che abbiamo appena detto, NPM, presidente, cosa che te vuoi? Mi installi, quindi install in inglese, no? Mi installi React e React-DOM per cortesia. Allora, React-DOM, lasciamo stare cosa che voglio dire, è il nostro allenatore, cioè quello che conosce tutte le regole per giocare a calcio. È quello che ne darà una mano a giocare in sostanza, ecco, che è il linguaggio di programmazione. Cioè a base dove sta il nostro linguaggio di programmazione, che sarà il JavaScript in questo caso. Diamo invio a sta roba, io non lo faccio perché ho già installato il React e vedrei che fa tutta una serie di istruzioni, anzi metti in pausa il video, installeve pure con questa istruzione React e vi aspetto. Se tutto si andrà a buon fine, vi installare React. Se non si andrà a buon fine, scriveme qua sotto, dice Giorgio, ma che cacchio mi avete fatto installare qua che non funziona niente. Basta un print screen, vediamo assieme qual che può essere il problema, perché naturalmente siamo sopra Windows, per chi che è sopra Windows, e sarà sempre problemi perché Windows è una pegora dell'umanità, ma cosa vuoi? Questo game, se si fortunai che lavorei con Ubuntu o con altri sistemi, magari avrei meno problemi. Ancora non vediamo niente, però sappiamo che avevamo sto allenatore. Adesso dobbiamo dirgli al nostro presidente che vogliamo iniziare una nuova partita in React, ok? In teoria dovremmo chiamare presidente, quindi NPM, come che abbiamo detto fin prima, però siccome il nostro allenatore lo avevamo installato in locale, basta usare npx in questo caso, cioè diciamo eseguimi qualcosa di locale, che è il mio allenatore, e stimolano a iniziare una nuova partita. Ecco quindi che procediamo in questo senso, create React App.
Ah, ok, ti vuoi fare una nuova applicazione React, quindi una nuova partita, beh, non te vuoi giocare, sì. Invece che c'abbiamo, ma vabbè, c'abbiamo Juventus versus Milan. E bella che ho messo a maiuscola. Milan. Ok, beh, vabbè, dammi invio. Vediamo cosa che succede. Impariamo a leggere tutto. Guarda qua, intanto mi ha dato un bel errore. Dice, ma cosa c'è sto patoccio qua? Errore 404, non found, un pastroccio che non finisce più. Impareremo anche a sopportare questi traumi che può succedere, no? Così di errori naturalmente. Allora, e vediamo cosa potrò aver scritto del così sbagliato. Andiamo a rileggerlo. npx crate, ho scritto crate. Allora, torniamo qua e femo create e diamo invio. Quindi non stiamo a far paura se che errori. Adesso allarghiamo la console e vediamo cosa che succede, perché qua succede di tutto. Installing packages, this might, qualche minuto ci vorrà per installare i pacchetti, vabbè. Poi sto installando React DOM, che è quello che ho chiesto a me. React DOM è per lavorare con le pagine internet in buona sostanza. React Scripts, e CRUD template, puntini puntini, vabbè, senti, sta roba non ho idea assolutamente cosa che sia, però mi fido, perché te sei un allenatore e te faresti qualcosa giusto. Quindi noi, cosa siamo di dire adesso qua? Voglio giocare una partita nuova, Juventus contro Milan. Adesso te sei un linguaggio di programmazione, te si dio predispormi tutto quanto quello che serve, le scarpe, ballon e tutta la ginnastica e pubblicità, tutto quello che serve per fare una partita, perché siamo a livelli agonistici qua, non siamo a casa che facevamo prima col notepad, scrivevamo 4 robe e mettevamo Juve versus Milan e era la nostra partita del patronato. Qua ovviamente che vuoi chissà cosa, guarda qua cosa che ha fatto. E ora qua il gadito che ha installato, guarda che disastro, errori, warning, ma che robe, oh. Allora vediamo cosa che ha fatto, che ha aggiunto 1300 pacchetti nuovi, pensati quante regole che vuoi, e qua tutta una serie di robe fatte, qua che c'è delle vulnerabilità severe, capiremo un giorno cosa che c'è. Qua facciamo, ha lanciato questo, non mi dice lui, scrivi npm audit per sistemare queste 6 vulnerabilità severe, va bene, se te vuoi scriveremo. Poi si fa tutta una serie di roba qua che c'è tutta una serie di warning, non è preoccupanti warning, però ti dice guarda che non supporto più queste versioni di questo C-Tools. Guarda, non so niente di sta roba qua, non me ne frega niente, perché so ancora un puteo, so Dio giocare. Va buon, qua che ha rimosso qualcosa, vabbè, senti amore mio, che t'ho fatto finire? Sì, era qua, dice Happy Hacking, oh, che bello, possiamo hackerare con felicità. Bene, grazie. E guarda che gentile, qua in azzurro, per chi che non sia daltonico, e perché mi lavoro con un collega che è daltonico, pensate io ogni volta che mi fare i coglioni sui siti internet, vabbè. npm start per far partire le cose, run build per fare chissà cos'altro, il test per fare un test, run eject, vabbè, interessante sto npm start, vediamo cosa succede. Npm start, tu vedrai che parte la partita. Qua mi dà errore ancora, come mai? Chissà cosa sarà, e mi dice che qua non catta niente di quello che mi voglio. È vero, certo, perché CLS così ripulimo tutto. Facciamo cd Juventus versus Milan, perché vedi che qua che se Juventus che si è creato Juventus Milan devo entrare dentro, se no che partita faccio. Proviamo anche a aprirla sto Juventus versus Milan, vediamo se che ha combinato. Io ho creato una cartella con dentro tutti sti file qua, che è tutto quello che serve per fare la partita. Allora, che c'è Node Modules, che è un disastro di roba, è pesantissimo, non stai azzardare a cancellarlo da Windows un giorno perché mi metti un secolo e si cancella sempre da console di Windows. L'importante è che qua dentro non entri mai a cambiare le cose per nessuna ragione, cioè se vuoi se puoi fare entrare qua dentro e cambiare, ma sì dei disgraziati praticamente, perché il Node Modules si aggiorna, si deve aggiornare
ogni volta che aggiunge dei componenti nuovi viene sempre aggiornato, e quindi se vi altri cambia qualcosa, ogni volta che fa un aggiornamento si sovrascrive. Se tutte le librerie che riguarda tutti i regolamenti della vostra partita, ok? Quindi non stai a toccare, è come se andassi a mettere mani a un contratto fatto per giocare a calcio, andai di notte negli archivi e andai a cambiare le postille. E il giorno dopo vi aggiorna il contratto con delle nuove clausole e vi sovrascrive le vostre. Non stai mai a toccare niente qua dentro. Public, cosa è public? Se è il nostro sito vero e proprio, cioè se è il risultato, quello che vedremo nei siti internet in sostanza, quindi che è un index, che è quello famoso che mi ho fatto ancora nella prima lezione, e dica bello che se tutti gli HTML, head, body, quello che abbiamo fatto l'altra volta, e dei loghi, guarda che bello, dei loghi, che è un file manifesto che dice cosa che sarà dentro, che è un robot, madonna quante robe, cioè, che è un'iconetta anche, vabbè. E questo è il sito fatto e finito, e è il nostro risultato finale. Vabbè, però gli altri non abbiamo ancora fatto niente. Sì, beh, vabbè, sapi che quando si installa una nuova applicazione React, io sono così gentile che vi crea già un sito. Allora, fermo sta roba che io dicevo, npm start. Vediamo cosa che dice. Ora ciò, se che ha aperto il browser, in questa postazione localhost, che vuol dire che siamo in un server web locale, e sulla porta 3000. Vabbè, io si è tolto su una porta, ha detto mi faccio finta che il sito che esista un sito locale e non è sul web, e ti presento quello che è il mio primo sito internet. Oh, ecco qua, siamo diventati un batterio adesso da virus a batterio. Questo vuol dire che riuscimmo a fare i primi movimenti e avere una micro intelligenza per nutrirsi e per sopravvivere. Ok, quindi quello che c'è dentro sto public è quello che vediamo qua. Oh, che figo! Ma chi è che ha costruito sta roba dentro? Cioè, devo andare qua dentro a modificare robe? No, la roba bella è questo source. Qua abbiamo le sorgenti del sito internet e le sorgenti di programmazione della nostra applicazione, che dopo questo allenatore meraviglioso trasforma tutto dentro public. Ma lo fa al volo. Facciamo un esempio. Se mi vado dentro app qua e dico che invece questo, vedi che proprio che è un'immagine, che è questa qua che gira, che è questo paragrafo, che è questo edit bla bla bla, e poi questo è un link learns React. Bene, allora sul paragrafo scrivo ciao, questo è il mio primo sito internet, anzi fermo così, la mia prima web app, che è ancora più figo. Occhio, salvo, guardiamo qua a destra, guarda qua, ciao, questa è la mia prima web app. E se sta così veloce l'allenatore che dai sorgenti e crea il sito statico su public, il sito vero. Quindi abbiamo già capito in sostanza che non so come sulla prima lezione che mi vado qua e scrivo bla 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 div body ed evento matto, ma devo scrivere in un linguaggio di programmazione che è il JavaScript, che sta qua dentro, dove faccio cose turche e dopo l'allenatore mi trasforma in una partita vera e propria. Bon, direi che per questa edizione potremmo fermarsi qua, se no divento noiosissimo. Naturalmente adesso faccio un corso, cioè so di iniziare a spiegare il React, però se a scuola vostra fasi Java o fasi Python o fasi C++, disemelo, perché queste sì, basi, siamo ancora fermi all'inizio. Se vi altri dicono, cioè, ma guarda che a scuola mi insegna un'altra roba, non mi insegna React, non mi interessa neanche a fare siti internet o web application, mi interessa più per la scuola, allora mi dirottiamo tutto quanto su Java, tanto siamo sempre su questi ambienti qua, è facile passare da un linguaggio all'altro. Quindi fammi sapere qua sotto se vuoi che cambiamo linguaggio di programmazione. Grazie mille, ciao!